Dallo scorso 6 aprile è attivo in 5 uffici postali italiani la prima fase del progetto Polis Casa dei servizi digitali, un progetto del Ministero della Giustizia, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con le poste italiane, che punta a rendere più accessibile ai cittadini i servizi della giustizia amministrativa e dell'amministrazione giudiziaria. Tra i 5 uffici postali italiani, uno è proprio ad Aragona. L'idea è quella di dare agli abitanti dei comuni con meno di 15.000 abitanti la possibilità di rivolgersi alle sedi di Poste Italiane sia per i servizi tradizionali postali e finanziari, sia per fruire dei servizi di volontaria giurisdizione, quale ad esempio il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno e di rendiconto dello stato patrimoniale dell'amministrato. Polis, in breve, praticamente è incluso nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari del PNRR, con l'obiettivo di favorire la digitalizzazione e fornire un supporto alle aree periferiche del Paese. L'idea della base del progetto è quella di portare il servizio giustizia il più possibile vicino ai cittadini e alle loro esigenze, secondo il ministro Carlo Nordio. Ha tuttavia suscitato profonde critiche dai tecnici e dai professionisti del diritto, che in questi giorni si interrogano sui pericoli che questo progetto apporta all'efficienza giudiziale. L'amministratore di sostegno si compra alle poste come una raccomandata, questo è quanto affermato dagli avvocati del Foro di Roma nella protesta appunto contro il progetto Polis. L'avvocatura romana teme che questo nuovo sportello giudiziale firmato Poste Italiane, che consente al cittadino di presentare ricorsi presso gli sportelli postali, anziché in tribunale, possa sacrificare i diritti dei cittadini con un conseguente svilimento del lavoro degli stessi avvocati. Sulle stesse posizioni anche il movimento forense, in una nota, lamentano il mancato coinvolgimento dell'avvocatura nel progetto Polis. Secondo il movimento, il vero difetto del progetto è la tutela dei più fragili lasciati alla discrezionalità dei dipendenti di un ente, senza gli strumenti necessari per tutelare i loro diritti fondamentali. Secondo il testo dell'istanza, il personale di Poste Italiane, senza evidenziare di aver ricevuto un'adeguata formazione e istruzione, potrebbe venire a conoscenza di dati sensibili quali lo stato di incapacità di persone fisiche e le motivazioni che determinano lo stato di incapacità corredati da certificati medici, il patrimonio, il reddito del beneficiario, dati che secondo la normativa vigente possono essere trattati solo da un avvocato che ha ricevuto regolare mandato, senza garantire tutele di riservatezza all'interessato. Sorge quindi il rischio, secondo gli avvocati, di abusi in capo a persone bisognose di protezione.